Amici di Sportiseri, buon pomeriggio, un saluto dal vostro caro Marco Genduso qui per commentarvi l'11ª giornata del campionato di eccellenza che deve scendere in campo Accademia Trapani e Don Carlo Misilmeri. Inizia anche la sfida dunque con il piede tocco verso la zona difensiva, non sono facilissime. Palla sulle sinistra con Iannizzo che cerca il secondo palo, trova Barraco, la mette giù dopo un pizzico di fortuna, poi tocca con il braccio ed è calcio di rigore per l'Accademia Trapani. Si può subito sbloccare questa partita, vediamo come batte Secan. Battuta larga, va Secan, la tocca di salvo ma non basta ed è vantaggio Accademia Trapani dopo nemmeno 7 minuti di partita. 1-0, segna chi se non lui, il capitano Secan. Non c'è nulla vendito di gara. Mendola sul mancino, traversone dentro, traversa e poi conclusione di Messina, divorata, ma adesso è stata veramente vicinissima al gol a Don Carlo Misilmeri in questa deviazione. Secan adesso la tocca, pressato, Comacchi può calciare, ci pensa, poi va sul sinistro, apre benissimo per la conclusione, poi di salvo para, grande azione per Iannizio, poi Comacchi ancora, Cerniglia mette una pezza, poi in deviazione corsi un flipper dentro la di rigore con Di Salvo che con il petto la mette in calcio d'angolo, ma che bella partita dopo 13 minuti. Secan avanza, può puntare l'uomo, Secan, doppio passo, Secan a rimorchio per Mbie che calcia! Ed è doppietta ed 1-0 per l'Accademia Trapani. Gol e assist per Secan, adesso segna anche Mbie con questo piattone sul palo lontano. Panzani il 10, finta e controfinta, va sul mancino, poi con l'esterno si appoggia su Mendola che può crossare e fa adesso in mezzo, la tocca Giargiù e poi calcio di rigore per il Don Carlo Misilmeri, il secondo di questa partita. Vediamo chi batte adesso. Il fischio, Cerniglia, Passettini, poi calcia e va in porta ed è 2-1, la riaperta Don Carlo Misilmeri. Chi se non il capitano Cerniglia che risponde all'altro capitano che è Secan facendo il 2-1. La Vardera riceve il pallone, poi il taglio ancora di Mendola, funziona quest'asse, Mendola contro Giorgiù, cross ancora dentro, Ricciulli la sponda, può calciare, vediamo Cerniglia chiuso dalla muraglia nero-verde con De Castro che allontana come poi Cerniglia va giù un Mbie, poi va anche la conclusione, non c'è nulla, rimessa dal fondo. Cerniglia, palla subito in verticale per la velocità di Ricciulli che può guardare la porta, la cerca e la trova anche ma respinge Mistretta, forse non benissimo ma riesce comunque ad allontanare, poi Secan cade piuttosto male. Questo scontro con Romano, si allontana dalla sfera ma adesso calcerà in porta, va la Vardera, la prende piuttosto male e Mistretta blocca senza alcun problema, c'è stata anche una deviazione, fa una buonissima giocata, poi palla che passa, Oddo si autolancia con Mendola, lo salta in velocità, Oddo può crossare e la porta! Mauro Oddo cosa ha fatto? 3-1 Accademia Trapani, poteva forse crossare ma ha deciso di fare quella cosa che probabilmente era più complicata ma anche forse più giusta. 3-1. Poi palla lunga Guaiana alla sponda verso Secan e poi la tiene lì di salvo con le mani al centro, Mendola imbucata verso Rudongia, la controlla Rudongia e poi si è divorato questo gol ed era anche tutto regolare perché la bandierina di gara era abbassata. Viva la battuta, la Vardera cerca un compagno in mezzo, Costantino con la spalla fa 3-2, la riaperta in questi ultimi istanti di gara, la mette lì, allontana e va bene così perché finisce il match, vince l'Accademia Trapani con il risultato di 3-2 contro il Don Carlo Misilmeri che forse si è svegliato anche un po' troppo tardi.